ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Raffaele e oggi siamo tornati sulle teorie di Fede Friends su Dragomania Legend. Ma sto serio siamo ritornati? Se mi chiedo ragazzi, è da una vita, anzi da un secolo che non ci faccio gameplay sopra. Non ricordo manco più a che punto stavamo l'ultima volta. Che carino! Questo è un cactus! Sto scherzando. Allora, abbiamo l'evento che durerà 11 giorni. Ho deciso di portare un episodio al giorno, così alcune volte non lo porterò. Comunque, vabbè, allora, sono a 367 robli, allora. Voglio averlo, devo cercare di averlo. Allora. Ok, 4 draghi da avere e un abitato leggendario. Allora ragazzi, cosa abbiamo scoperto nello scorso episodio? Che praticamente dobbiamo riportare a vita un drago leggendario prendendo ste merde. Che è assolutamente difficile. Sta a 2. Non mi ricordo se nello scorso episodio stava già a 2. Beh, comunque sta a 2 perché il 2 è buono. Allora, sono andato un pochettino avanti qui perché scocciavo a non fare niente, non capirlo più. Non mi ricordo più che cosa poi dovevo. Allora, se non mi ho detto qualcosa nello scorso episodio, non mi ricordo più niente. Cioè, proprio zero, mi ricordo più una mazza. Cioè, allora, ragazzi, quando non gioco più a un gioco che poi ci metto 8 anni, non gioco a un gioco, che cazzo dico? Allora, poi, sapete cosa succede? Che mi dimentico tutto. Allora, a posto di rivedermi il video per vedere a che punto stavo, niente, faccio proprio un episodio senza un cazzo di niente. Allora, adesso andiamo a combattere. Sucate! Allora, l'ho vinto? No. Ok. Dai cazzo. Purple Caverns. Scusate se non sto parlando ma sto giocando a Pokémon Go. Che non è il momento, vabbè. Allora. Purple Caverns. Caverna viola. C'è Purple qui dentro. Questo è. Tom tom tom. A cosa? Ok, mi sono ritirato un'altra volta. Oggi ragazzi combatteremo a vita. D'accordo ragazzi, questo qui è l'episodio di Leone, il prossimo. Se vi piace
commento, iscrivetevi al canale, ciao ciao gente. O se lo metterò oggi questo episodio.